Tutt'altro che risolto lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia per le frasi dell'assessore Roberto Mercato. Ospite Focus TG, leghista non chiede scuse ed è bagarre con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga confermato governatore con oltre il 60% rispetto a Moretuzzo, con centrosinistra e Movimento 5 Stelle nel centrodestra vittorioso. Fratelli d'Italia sale ma non sfonda come temeva il Carroccio. La Presidente del Consiglio, ospite della seconda giornata del Vinitaly, stiamo pensando ad un liceo del Made in Italy, annuncia incontrato gli studenti agrari. Paura a Cartigliano per il rogo scoppiato in un appartamento, evacuate 16 famiglie, 15 persone intossicate in ospedale, muore un cagnolino. Iniziato il processo in Corte d'Assise per Fabrizio Biscaro che massacrò a coltellate Elisa Campeol sul Gretto del Piave nel giugno 2021. L'assassino in aula, la famiglia della vittima, vogliamo giustizia. Croci scritte sui muri, sul pavimento, sulla lavagna, omini stilizzati, crocifissi buttati a terra. A Fontaniva cresce l'inquietudine per i ritrovamenti nell'ex scuola elementare di Fontanivetta. Torna una grande esclusiva di Media Nord-Est, le gare di ritorno di Coppa del Rey. Domani sera prima partita di ritorno e mercoledì il classico con Real Madrid-Barcellona. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera. Ecco qui il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Carne sintetica e farina di grillo, giusto difendersi? 0422 16 26 691 se la vostra risposta è sì, 0422 16 26 690 se la risposta è no. La chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E in primo piano c'è la politica. L'avete sentito perché è ancora scontro tra Lega e Fratelli d'Italia per le frasi dell'assessore regionale Roberto Mercato. Ospite del direttore Luigi Baccialli a Focus TG, leghista non chiede scuse, scoppia la bagarre con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Non ho chiesto scusa perché non c'era nulla di cui scusarsi. Ripeto, se la mia parola ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno mi dispiace, però ero in un ambito non ufficiale, non era nemmeno una festa di partito, per cui insomma, era la cena del popolo veneto. Nessuna scusa, nessuna ammenda. Nello studio di Focus TG, ospite del direttore Luigi Baccialli, l'assessore regionale leghista Roberto Mercato torna sulle parole pronunciate a Montorio Veronese più di una settimana fa, quelle sui rapporti di forza fra alleati, diventate presto un caso. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! L'unica concessione di Mercato, semmai, è sulla forma, non sulla sostanza. Ho usato un termine per cui qualcuno si è sentito irritato, offeso, ho toccato la sua sensibilità. Mi dispiace. Ma questo è, punto. Ad ascoltare Bulldog Mercato, collegato dal Vinitaly di Verona, è il coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, raggiunto in tempo record dal numero 1 regionale, il senatore Luca De Carlo. Io trovo una simpatia notevole per Mercato, perché ogni volta che parla ci fa guadagnare voti. Certi linguaggi facciano parte forse di un passato della Lega, non di quello attuale. Io mi confronto con dirigenti molto seri come Stefani, come Zaia stesso, che non hanno mai utilizzato quel tipo di lessico. Questa polemica è nata perché loro l'hanno innescata, mica per l'ho innescata io, quindi se stiamo parlando di questo è perché loro sono andati sui giornali scandalizzati, anzi sono andati a Roma per dire che doveva intervenire qualcuno per darmi la bacchettata. Io sono abituato ad arrangiarmi per conto mio, non sono mai andato, non ho per fortuna o per sfortuna non ho padrini politici, per cui devo sempre arrangiarmi. Dopodiché ricordo al senatore che io sia un ruolo amministrativo, sono anche fondatore del partito e quindi in Veneto sono uno dei decisori. Noi siamo abituati a ragionare territorialmente. In Veneto decide i veneti, in Friuli decide i friulani, a Roma decide i romani. Il moralizzatore muore moralizzato, è sempre stato così, no? E pensare che poco meno di un'ora prima sulla questione si era pronunciato sempre dal Vinitaly lo stesso Zaia, reduce dall'incontro con la premier Meloni. È un caso che non esiste, quindi
quindi la chiuderei qui. Ma per uno Zaia pompiere ci sono almeno 2 incendiari. Da un lato il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia, dall'altro il leghista più votato del Veneto alle regionali in lizza per la segreteria del partito. Lei che se ne faccia una ragione che non rappresenta tutti i veneti. Guarda, tanto meno lei che è stato nominato. Facciamola difficile. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guarda che io sono votato dai miei cittadini dal 2009, mentre lei nel suo comune mi pare di no. Quindi non faccia distinguo, che poi dopo il moralismo, come lei insegna, essere moralizzatore finisce col girarsi contro. Quanto a voti dei cittadini, il sottoscritto ne ha sempre presi. Io non sono eletto ai cittadini al 98. Quindi... Bravo. Allora ringrazi i cittadini che l'hanno votata, non certo per la sua educazione. Continuiamo con la politica, ma ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, dove ieri e oggi si è votato per l'elezione del nuovo presidente della regione. Guardiamo dal sito della regione Friuli Venezia Giulia i risultati con 976 sezioni rilevate su 1360. Massimiliano Fedriga viene riconfermato governatore del Friuli Venezia Giulia con il 63,95% delle preferenze. A seguire Massimo Moretuzzo, candidato come Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e con Verdi Sinistra con il 28,84%, 4,7% per Insieme Liberi di Giorgia Tripoli e al 2,73% Alessandro Maran, candidato del Terzo Polo. Uno sguardo alle liste con ulteriore analisi sul voto, perché vediamo la Lega al momento al 18,89%, quindi il primo partito all'interno del centrodestra, seguita dal 18,08% di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia dunque che aumentano nettamente la percentuale rispetto al voto alle precedenti elezioni regionali, ma non sfondano come si poteva ipotizzare alla vigilia di queste elezioni. Uno sguardo poi con il Partito Democratico al 16,79%. Questa è dunque l'analisi al momento del voto per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. E adesso torniamo in Veneto, andiamo a Verona con la seconda giornata del Vinitaly. È stato il giorno della Premier Giorgia Meloni, intervenuta, ha parlato del vino, lo ha definito il vino è cultura, pronti a difenderlo, e lancia il liceo Made in Italy. Ripete che con la Lega in Veneto non ci sono problemi. Giorgia Meloni ospita il Vinitaly a Verona, dove tocca i principali temi dell'agenda politica. Rassicura sull'attuazione del PNRR, parlando di rapporti ottimi con l'Europa, e risponde anche su Partecipate 25 aprile, dicendo che non spetta a lei chiedere ai ministri di festeggiarlo. Ma nel capoluogo scaligero tutta l'attenzione per il protagonista della 3 giorni. Il vino è una filiera da oltre 31 miliardi di euro. Salvaguardarlo è la priorità. Accompagnare queste attività è quello che stiamo facendo, e poi ovviamente dicevo la difesa delle nostre eccellenze con tantissime iniziative che potrei ricordare per quello che riguarda il vino, per quello che riguarda l'agricoltura, per quello che riguarda tutto il settore dell'agroalimentare, che non è solo economia ma è anche cultura. È in questo quadro che si inserisce la proposta di un liceo per il Made in Italy dedicato alle eccellenze del paese. Ma io voglio soprattutto ringraziare, e chiudo, ovviamente tutti i produttori, le aziende, i lavoratori e persone che con entusiasmo e con molte difficoltà non hanno mai smesso di credere in quello che facevano e ci aiutano a rendere l'Italia sempre più centrale, credibile e apprezzata, forse perfino invidiata nel mondo. Questa è la fiera del mondo, è l'edizione del secolo, abbiamo 4.000 espositori, siamo davanti a più di 1.000 top buyers da 68 paesi, raddoppiati rispetto all'ultima edizione, e poi c'è un dato che del quale non si parla mai: il 36% dell'export nazionale è export veneto, 2 miliardi e 800 milioni di vini che noi esportiamo nel mondo. Zaia che torna anche sulle frasi pronunciate proprio a Verona dal ministro Lollobrigida: chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura. Lui ha detto una roba molto più articolata, ha detto nobilitiamo il lavoro dei campi e facciamo capire che anche a quelli che dicono di non trovare lavoro, che magari percepiscono il reddito di cittadinanza, che anche questa è un'opportunità. Basterebbe guardare i dati, i giovani che investono e entrano in agricoltura sono molti, probabilmente qualcuno magari va ancora più incentivato a guardare anche questo comparto. Immancabile il brindisi allo stand della Regione del Veneto, così come l'omaggio alla
Premier, per qualcuno un promemoria autonomista. Va bene, così mi aiuta a essere un po' leonessa. Tour Veneto oggi per il segretario di Azione Carlo Calenda, stamattina a Vicenza per il sostegno del terzo polo al candidato sindaco del centro-sinistra Giacomo Possamai e in queste ore a Treviso per il candidato sindaco del terzo polo Nicolò Rocco. Nel capoluogo berico Calenda ha parlato tra l'altro di sanità e di reddito di cittadinanza. Io vi voglio dire, il problema numero uno in Italia in questo momento è la sanità. La sanità ha 98 milioni di prestazioni non effettuate e noi stiamo ripetendo come un mantra ormai da tempo che ogni euro che c'è va messo lì sopra, perché se no gli italiani non saranno in grado di curarsi. 4 milioni di italiani non si curano più per i costi della sanità, è una vergogna nazionale. Come giudica le esternazioni del ministro Lollobrigida sul reddito di cittadinanza, meglio sul campo che sul divano? Intanto è un modo un po' superficiale, io sono stato contrario, sono contrario al reddito di cittadinanza, abbiamo fatto una proposta di cambiamento per tornare al reddito di inclusione gestito dai comuni che così vedono se ci sono le truffe eccetera, però si può parlare quando uno fa il ministro, dico, no? Cioè non quando uno fa il politico qualsiasi, ma il ministro è un'altra cosa, forse con un altro linguaggio. Nella sostanza io penso che oggi ci sono 580.000 posti di lavoro che le imprese cercano, bisogna fare il salario minimo affinché siano pagate decentemente le persone e poi bisogna levare il reddito di cittadinanza alle persone che possono lavorare. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta con la cronaca dal Vicentino, incendio in un appartamento di Cartigliano, evacuate 16 famiglie e 15 persone finiscono in ospedale, muore un cagnolino. Un cortocircuito in salotto, le fiamme che invadono l'appartamento al secondo piano della palazzina Alfa di Via Aldomoro a Cartigliano. Fumo nero esce dalle finestre, scatta l'allarme, momenti di panico. Il proprietario della casa a fuoco cerca disperatamente di salvare i suoi 2 cani, ma riesce a portarne fuori solo uno. L'altro resta intrappolato nel rogo. 16 famiglie vengono fatte evacuare, 15 persone, c'è anche una disabile, finiscono in ospedale tra Bassano e Sant'Orso per sospetta intossicazione. Tra loro anche 2 carabinieri, i primi che sono intervenuti sul posto in attesa dei vigili del fuoco intervenuti in massa. Presente durante tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza anche il sindaco Germano Racchella, che si è mosso per trovare una sistemazione alle persone evacuate. Io ho chiesto aiuto anche ai sindaci del territorio, se per caso hanno qualche alloggio disponibile. Alcune abitazioni completamente inagibili, dice Racchella. Alcuni sono totalmente inagibili, questi anche da come ho sentito per 2 o 3 giorni, perché esca anche quell'odore acre di fumo che logicamente farebbe male alla salute. Certo è che si è temuto il peggio inizialmente. Poteva andare molto peggio. Intanto la proprietaria del vicino Parco Zoo Capeller ha ospitato alcune delle persone evacuate per il pomeriggio. Iniziato il processo in corte d'assise per Fabrizio Biscaro che massacrò a coltellate Elisa Campeol sul Gretto del Piave nel giugno del 2021. L'assassino era in aula. Ci aspettiamo di arrivare alla verità e banalmente di avere giustizia, banalmente che si parli di Elisa e non di lui, e non delle sue capacità, ma di una ragazza che ha sofferto tremendamente, che è morta in una maniera indescrivibile e del dolore che questa famiglia non potrà mai superare. Così l'avvocato della famiglia di Elisa Campeol nella prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise, presente per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie, Fabrizio Biscaro, che è rimasto per tutto il tempo impassibile, nessuna emozione. In apertura di procedimento il difensore del 37enne, Rosa Parenti, ha inoltrato nuovamente la richiesta di cancellazione delle aggravanti per poter accedere all'abbreviato, che però è stata negata. Biscaro il 23 giugno 2021 uccise con una trentina di coltellate Elisa Campeol, la 35enne che aveva deciso di trascorrere una giornata in relax sul Greto del Piave. Uccisa barbaramente mentre stava prendendo il sole, colpita senza lasciarle scampo. Rimane pericoloso socialmente ed attualmente si trova presso il REMS di Nogara. È capace di stare a processo, ma il punto da stabilire è se fosse o meno capace di volere nel momento in cui è compiuto l'efferato delitto.
Noi siamo convinti anche sulla base di quello che è emerso dagli atti fino adesso, che nel momento del fatto, soprattutto nel momento del fatto, l'imputato fosse assolutamente capace, lucido, che abbia programmato nei minimi dettagli quanto è successo, lo ha detto anche lui. Quindi noi siamo convinti e vogliamo arrivare fino in fondo di questa faccenda per dire una parola definitiva sulla capacità di questo soggetto. Il pubblico ministero ha chiesto anche una superperizia che metta un punto definitivo sulle condizioni di salute mentale di Biscaro. Perizia che per la difesa dovrà essere condizionata prima dalla valutazione eseguita dal primario della struttura di Nogara. Il processo è stato quindi aggiornato a giovedì 1 giugno, dove verranno ascoltati tutti i consulenti che hanno esaminato il 37enne in contraddittorio. Biscaro, secondo i sanitari della casa di cura giudiziaria, sarebbe affetto da un disturbo della personalità con spettro schizoide e paranoide. In aula anche la famiglia di Elisa. Genitori provatissimi, come potete immaginare, vederlo lì libero, senza le guardie, non ristretto in nessun carcere, per quanto si parli di misura di sicurezza, in realtà è poco più che un ospedale, con tutte le caratteristiche tristi di queste strutture, ma in realtà è una persona in questo momento serena, tranquilla. Sospette messe nere nell'ex scuola elementare di Fontaniva in provincia di Padova. Croci segnate sui muri, sul pavimento, sulla lavagna, scritte omini stilizzati, crocifissi buttati a terra in bagno e in aula. Monta la preoccupazione a Fontaniva dopo gli inquietanti ritrovamenti durante un sopralluogo da parte degli operai del comune all'interno dell'ex scuola elementare di Fontanivetta. Aleggia lo spettro delle messe nere. Restiamo sgomenti, non solo come amministrazione, ma penso come tutta comunità, non tanto per il danno al patrimonio, che è evidente, ma quanto appunto per il decadimento morale che questo può rappresentare. Certo, è presto per parlare di eventuali rituali, di messe nere, di qualsiasi altra cosa, potrebbe essere anche solo una goliardata di qualche ragazzo, però diciamo i segni sono evidenti ed eloquenti. Non si sa ancora, è presto per dirlo, se può essere frutto di una goliardata, come potrebbe essere altrettanto frutto di qualcosa di più grave, ma è un messaggio che comunque desta preoccupazione. I responsabili si sarebbero introdotti nell'edificio in più riprese. Dopo aver forzato una finestra si sarebbero assicurati l'accesso lasciando una porta socchiusa e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro per poi concentrarsi sulle scritte, disegni e segni allarmanti. È il messaggio che inquieta e chiaramente i riferimenti non possono essere nascosti, ecco appunto le croci, e sono episodi che si sono verificati anche in altri luoghi, in altre località, anche magari sappiamo in qualche paese limitrofo. Abbiamo da poco riqualificato un'area boschiva dove sono stati ritrovati altrettanti segni evidenti, ecco, di questi possibili rituali, e crediamo che avendo sottratto l'area boschiva a queste presenze possano essersi spostati in questi luoghi che adesso verranno però messi in sicurezza. Al piano superiore è stato ritrovato un barattolo di tintura di iodio, forse il materiale usato dai vandali per le scritte e i disegni. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori. Voltiamo pagina, torna una grande esclusiva di Media Nord-Est, su Tele Nord-Est la Coppa del Re, domani sera prima partita di ritorno e mercoledì il classico con Real Madrid-Barcellona. Torna il grande calcio spagnolo in diretta su Tele Nord-Est, il primo appuntamento con il ritorno della fase semifinale della Coppa del Re, domani sera in esclusiva in chiaro sul canale 18. Il primo match va in scena allo stadio San Mamés di Bilbao tra l'Athletic Bilbao e l'Osasuna. All'andata a Pamplona i padroni di casa avevano vinto per 1-0, una sfida ancora tutta in bilico e che può riservare grandi sorprese. Mercoledì 5 aprile, sempre su Tele Nord-Est, l'appuntamento con il derby più atteso dagli amanti del calcio è il classico tra Real Madrid e Barcellona. I Blaugrana, dopo essere riusciti nell'impresa di espugnare il Santiago Bernabéu all'andata grazie ad un gol di Eder Militao, dovranno difendere il risultato in casa al Camp Nou. L'eterna sfida tra le migliori di Spagna, che in campionato sono in testa alla classifica, anche se il Barcellona stacca di 12 punti le merengues. Le due vincenti tra Athletic Bilbao e Osasuna e Real Madrid-Barcellona si sfideranno poi nell'attesissima finale della Coppa del Re. Il prestigioso trofeo spagnolo verrà assegnato il 6 maggio, anche questo match verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Tele Nord-Est.
È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al Meteo. La settimana santa prosegue all'insegna del bel tempo grazie all'aumento della pressione atmosferica. Vediamo il dettaglio di martedì 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, ci attende infatti una splendida giornata caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno o velato. Temperature stazionarie e fresche, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 11 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque, con cielo limpido, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con soltanto delle nubi in arrivo da nord ma innocue. Temperature minime intorno allo 0 o ai 2 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Ad accogliervi sarà Conegliano.